In una sala piena di donne e di uomini è stato presentato nel pomeriggio di ieri il libro Un'altra vita di Filomena Lamberti alla Biblioteca Comunale La Rocca di Agrigento, un evento organizzato dal Coordinamento Azzurro Donna di Forza Italia, che in Sicilia è guidato da Maria Antonietta Testone, presenti anche il sindaco di Agrigento, il presidente del Consiglio Civiltà, l'assessore Cantone, rappresentanti delle forze dell'ordine, associazione e tanti cittadini, fra uomini e donne. L'incontro culturale, moderato dal giornalista Luigi Mula, ha previsto anche la partecipazione in collegamento di Katia Pollidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, coordinatrice provinciale di Forza Italia, Calogero Contino, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovane, ed Irene Sacheli, coordinatrice provinciale di Azzurro Donna Agrigento. Presente anche Stella Celentano, psicologa di Spazio Donna di Salerno, che ha accompagnato l'autrice con una riflessione sul tema. Toccante l'intervento di Filomena Lamberti, la donna originaria di Cava dei Tirreni, nel 2012 sfigurata con una bottiglia di acido dal marito, dal quale voleva separarsi, causandone gravissime lesioni al corpo. La violenza è avvenuta tra le mura domestiche dopo anni di maltrattamento. Azzurro Donna, il partito di Forza Italia, ha sottolineato Maria Antonietta Testone, ha ritenuto quindi di presentare il libro per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tematica della violenza domestica e del femminicidio.